Non possono fare calcoli le due squadre impegnate oggi al San Francesco. Nocerina e Padova devono vincere se vogliono tenere vive le speranze di raggiungere i rispettivi obiettivi: salvezza per i padroni di casa, playoff, promozione per i veneti. Partita che sulla carta dunque non dovrebbe concedere spazio a tatticismi esasperati. Le squadre stanno entrando in campo in questo momento e si schierano in questo modo: 4-2-3-1 per Auteri, che davanti al portiere Concetti sistema Figliomeni, Di Maio, De Franco e Giuliatto. Bruno e Mingazzini sono i mediani, Catania, Merino e Laverone i trequartisti alle spalle di Castaldo. 4-3-3 per il Padova di Dalcanto, Perin tra i pali, Legati, Schiavi, Trevisan e Renzetti i difensori, Cuffa, Italiano e Bentivoglio a metà campo, Cutolo, Caccia e Lazarevic gli attaccanti. San Francesco esaurito grazie all'iniziativa della società che ha consentito l'ingresso gratuito ai suoi tifosi, quasi 10.000 gli spettatori presenti, 6 compreso un bambino occupano il settore ospiti. Cielo coperto, temperatura attorno ai 25 gradi, arbitra Ciampi della sezione di Roma. Studio il lancio in profondità proprio di Merino per Catania, che arriva davanti al portiere e segna il gol del vantaggio per la Nocerina. Splendido l'assist di Merino per l'attaccante della Nocerina, che è entrato in area di rigore, ha aspettato l'uscita del portiere Perin, poi con un piatto sinistro ha superato il portiere del Padova e ha infilato l'angolo alla destra appunto dell'estremo difensore veneto. Dunque, quando sono passati 9 minuti e 25 secondi, Nocerina 1, Padova 0, linea Vicenza. 23 minuti e mezzo, Missiroli. Scusami, Nocera per il raddoppio della Nocerina direttamente sul calcio d'angolo. Merino, i dettagli appena mi ridarai la linea. E te la ridarò subito, Cappella, perché qui Missiroli non aggancia una pallone, rimessa con le mani in favore della Regina. Ribadiamo alla 24esimo 0-0 tra Sassuolo e Regina e torniamo al San Francesco di Nocera Inferiore. Sì, dunque 23esimo minuto, Nocerina 2, Padova 0 direttamente sul calcio d'angolo. Merino che ora festeggia andando sotto la tribuna e poi si stende per terra dalla gioia. Il raddoppio dunque abbastanza meritato per la Nocerina, che aveva continuato a attaccare anche dopo il primo gol del vantaggio, cercando una soluzione spesso articolata con combinazioni ravvicinate, che non aveva prodotto grandi frutti se non una conclusione di Catania respinta in calcio d'angolo proprio 2 minuti fa dal portiere Perin. Dal corner appunto il raddoppio per la squadra di casa, che adesso si attende la reazione del Padova, ma ripetiamo una reazione che anche in precedenza è stata soprattutto nervosa. Ammoniti al 20esimo per reciproche scorrettezze Figliomeni e Legati, ma era soprattutto il giocatore del Padova ad essere nervoso come gran parte dei suoi compagni. Evidentemente lo stress per non riuscire a recuperare questa partita si fa sentire. Nocerina che ora riparte in contropiede ancora con Merino, che arriva al limite dell'area, l'azione però viene controllata. Un calcione a riprova di quanto dicevamo pochi secondi fa, ammonizione anche per Cutolo. 24 minuti e 10 secondi, Nocerina 2, Padova 0, Vicenza. Gruppo maglia rosa sulla quale è posizionata la motocicletta di Tarcisio Mattei. Scusa Dotto, il 3-0 della Nocerina sul Padova, ancora Merino. A te e l'arbitro Ciampi che dice che la partita è finita, dunque finale a Nocera, Nocerina 3, Padova 0.